Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la morte durante la notte di un uomo che ieri aveva tentato di togliersi la vita. E quanto accaduto ad Adrano in provincia di Catania. La vittima aveva 45 anni. Il tentativo di suicidio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Sul posto era giunto il personale sanitario per prestare le cure del caso. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, infatti è stato anche necessario l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo si è spento durante le ore notturne. Durante la notte il personale di sorveglianza del polo impiantistico di Bellolampo ha rilevato un principio di incendio all'interno della vasca terza bis. Constatato quanto stava accadendo, il personale ha attivato tutte le procedure previste in questi casi. L'incendio è stato celeramente spento, le operazioni di emergenza hanno fatto sì che non si verificassero danni agli impianti e ricadute sul servizio di raccolta rifiuti a Palermo. È finito in manette un uomo del Catanese beccato a svaligiare un supermercato del centro di Milazzo. Diversa la merce che è stata rinvenuta addosso al malvivente e anche in auto. Il valore degli alimenti sottratti ammontava a circa 500 euro. I prodotti trovati nella macchina dell'uomo sono stati sequestrati, mentre la refurtiva trovata lì addosso è stata riconsegnata al personale del supermercato. Resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia, rispetto a ieri si registra un incremento di 321 attuali positivi. I nuovi casi in totale sono 1282, nell'ultimo giorno ci sono anche nuove vittime che sono 3. I dimessi guariti sono invece 958, Catania e Palermo in testa per contagi. In Italia invece sono oltre 26.000 nuovi contagi, tasso di positività al 15,1%. I decessi sono 76, ricoveri in calo 108 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 227, una in meno rispetto a ieri. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 20 con nuovi aggiornamenti. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.